Grande Napoli, buonasera, voglio, è sempre solo Forza Napoli perché tutto resta a munnezza e si chiudiamo. Grande Napoli, mamma mia, voglio, ma che stiamo pazziando flipper, voglio, mamma mia, e noi si continuiamo così veramente, non ce ne stava nessuno. Non ce ne stava nessuno, 4-2, un bello poker servito, poker dassi. Mamma mia, voglio. Grande Insigne, voglio, troppo belli, gli Insigne che lo tira a giro, Higuain, Gonzalone, mamma mia, voglio, Gabbiadini va bello, mi è piaciuta la papera e sai, lo portiere. Grande, diciamo 4-2 che fossero 5-2 perché un gol ci hanno fatto stesso, non hanno segnato. Voglio, troppo bene, troppo bene. Ieri i miei pronostici li ho azzeccati. Ho gufato la Roma, e infatti ha perso, l'ho visto, 2-1, e poi avevo detto che la Lazio pure pareggiava, e infatti la Lazio ha pareggiato, stiamo a 3 punti al secondo posto, se continuiamo così, ci pigliamo una dose al secondo posto, posto nostro, al secondo posto, ovviamente perché ai rubendini sicchieloti stanno lontano, e non importa, ci rifaremo. Manno che bene, no? Però a proposito dei sicchieloti, oggi hanno avuto in meno però i sicchieloti, grande toro, grande toro, è così perché quando per o Rubendino sicchieloti, pure che sta a 50 punti a coppa, io godo con un manuriccio ingrifato, come c'è sempre goduto. Perciò potremmo stare pure 50 punti a coppa, sotto, godo sempre, perché io quando perde, io godo. E mo godo io questa grande vittoria. Ne stiamo facendo a 3 volte, ma oggi ne abbiamo fatte 5, 4, va? 5, 4, non ci abbiamo fatto nulla. Poi la verità, talmente che, come si chiama, un canale premium, se schifate e dice, ma 2 anni sti pullastri santuriani, ma 2 anni sti pullastri, con gol, il secondo gol della Sampdoria non l'ho visto perché si era bloccato tutto si è bloccato e non ha visto. Vabbè, importante voglio che hanno chiamato sto bello poker domus, hanno grattugiato buono come un parmigiano reggiano. Troppo bello, voglio, troppo, godo, la Roma sta a -2 e i razziali stanno a -3. Un passo falso che fanno e noi dobbiamo continuare così, non me ne fottono. Ecco, vedete, io il primo tempo della volta scorsa contro il Wolfsburg mi ero incazzato perché il Napoli non esisteva proprio, ecco, alla fine la partita è chiusa a 10 gol e non abbiamo fatto proprio capire niente a sta Sampdoria, non sapeva. Allora si è trovato in un matrimonio pacchero e non sapeva anche se chi ha invitato. E adesso vi saluto con un bacione forte e sempre solo Forza Napoli perché tutto riesce è sempre munnezza e sicchielone. Ciao un bacione e Forza Napoli!